I dati relativi agli incidenti mortali nei luoghi di lavoro, diffusi in questi giorni per l'anno 2022 e che vedono il Veneto e l'area metropolitana di Venezia ai primi posti nella triste graduatoria, indignano Erika Baldin, la capogruppo del Movimento 5 Stelle, al Consiglio regionale. Commenta così le cifre diffuse dall'osservatorio Vega Engineering in base ai report dell'INAIL. Nel territorio veneto 104 lavoratori e lavoratrici non sono tornati a casa, 7 in più dell'anno precedente, e nel veneziano il differenziale supera di un terzo il già triste bilancio del 2021, con 21 vittime, di cui 7 in itinere, che la rendono seconda dietro Verona in una classifica che nessuno vorrebbe stilare. Non è accettabile iniziare l'anno nuovo senza pensare a un maggiore impegno a tutti i livelli per far sì che questa continua strage abbia a finire. La consigliera chiama ancora in causa la giunta regionale, responsabile di non dar corso agli accordi raggiunti con i sindacati e le imprese almeno 5 anni fa. Continua a denunciare il caso Veneto, ovvero una regione che non potenzia gli organici dello Spisal, chiamati a controllare preventivamente in ogni singola impresa il rispetto delle norme che tutelano la sicurezza del personale. In alcune USL le assunzioni nel settore non rimpiazzano i colleghi andati in pensione, mentre altrove, ad esempio in Toscana, le percentuali di ispettori dello Spisa è molto più elevata in rapporto al numero delle imprese. Questo nonostante lo scorso dicembre il Consiglio abbia approvato un emendamento della stessa Baldin al documento di economia e finanza regionale mirato a potenziare concretamente il sistema degli Spisal attraverso la donazione di ulteriori fondi. Non è comunque sufficiente, prosegue l'esponente del Movimento 5 Stelle, perché necessitano risorse al fine di bandire nuovi concorsi e redigere una graduatoria unica regionale. I controlli nelle aziende rimangono lo strumento più efficace, ma non esauriscono lo spettro delle iniziative possibili. I sindacati dei metalmeccanici, ad esempio, chiedono l'istituzione di un registro dei near miss, i cosiddetti quasi infortuni. Se tanto mi dà tanto, quanto bisognerà aspettare ancora? Conclude Erika Baldin. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale, e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento.